Onorevole Giancarlo Granata, responsabile per il settore legalità del partito della Meloni, Fratelli d'Italia. Ecco, un ricordo della strage di Via D'Amelio è doveroso da parte sua per sottolineare l'importanza dell'evento e della data, quando vale oggi ricordare, è importante. Assolutamente sì, è importantissimo. Il 19 luglio ricorre il 100° anniversario della strage di Via D'Amelio e della morte del giudice Borsellino e della sua scorta. Come Fratelli d'Italia è da 30 anni che onoriamo questa data per non dimenticare, per affermare sempre il messaggio della legalità prima di tutto e dei valori improntati all'antimafia. Il giudice Borsellino, al pari di tanti altri, qui in provincia di Agrigento abbiamo avuto il giudice Saetta, il giudice Livatino, il giudice Falcone e tanti altri magistrati, uomini della scorta hanno dato la loro vita per affermare e affrancare la Sicilia da questa zavorra, e noi ci teniamo tantissimo a questo messaggio così importante, e per questo in occasione del 100° anniversario avremo il piacere e l'onore di avere con noi il nostro leader Giorgia Meloni, che affronterà assieme ad altri illustri ospiti, il senatore Francesco Lollobrigida e tanti altri, il tema appunto di affermazione di questo principio e di questo valore. Infatti noi riteniamo che bisogna comunque sempre non abbassare la guardia, tenere la testa alta e mantenere sempre l'attenzione, perché la Sicilia deve dare di sé il volto migliore di una terra di ospitalità, di accoglienza e soprattutto di grandi risorse naturali che vanno valorizzate. Ecco, sarete presenti alla manifestazione per ricordare la strage Via D'Amelio? Certamente sì, partiremo in tanti con alla testa il nostro commissario provinciale e il nostro caro amico Lillo Pisano, e raggiungeremo appunto Palermo, anche perché in quell'occasione, oltre al convegno, ci sarà la famosa ormai nota fiaccolata che partirà dalla Viale della Libertà e raggiungerà appunto la Via D'Amelio. Noi come destra politica siamo da sempre impegnati ad affermare, non solo a ricordare, ma affermare appunto il valore della legalità. Voi come Fratelli d'Italia, il settore legalità, siete stati presenti sul problema dell'immigrazione, hotspot pieni a Lampedusa, le navi che portano gli immigrati a Porto Empedocle. Sì, questo è un altro tema caldo, con il nostro commissario provinciale in testa, l'amico Lillo Pisano, è da sempre che come partito affrontiamo questa battaglia per la difesa dei nostri confini. Noi siamo per una giusta accoglienza nei riguardi dei rifugiati politici, dei profughi di guerra, vedi il caso di chi scappa dalla guerra in Ucraina, però al tempo stesso occorre assolutamente regolarizzare quelli che sono i flussi degli immigrati clandestini e regolari. Noi chiediamo fortemente il blocco navale, perché spesse volte questa immigrazione così non controllata è causa in larga misura di segni di gesti di violenza, di rissa, come è avvenuto qui ad Agrigento e in altre realtà della provincia. Quindi siamo assolutamente per un'accoglienza di chi scappa dalla guerra, ma al tempo stesso di una assoluta e netta blocco di questi flussi irregolari.